Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di E-Coffee. Sigla. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Purtroppo questa sarà l'ultima puntata di questo 2019 perché per fare questa serie mi serve informarmi su notizie di attualità. Non posso pre-registrare questo genere di video e tra poco inizia la sessione di esami, quindi i video del lunedì/martedì saranno sostituiti con un'altra serie che è Pillole di diritto. Nonostante l'argomento di oggi sia prettamente economico, questo genere di cose lascia spazio a una discussione di carattere socio-politico, dalla quale io tenterò di astenermi completamente. Innanzitutto, per entrare in questo argomento è necessario fare prima una piccola contestualizzazione. Ad essere coinvolto in questa situazione è il cantone della Svizzera che si chiama Canton Ticino. La Svizzera ha la peculiarità di essere uno stato federale. In pratica è uno stato unico, costituito da 26 divisioni territoriali che si chiamano ognuna cantone. Così come in Italia abbiamo le regioni, in Svizzera hanno i cantoni, però funziona un po' diversamente la cosa. Infatti, a differenza dell'Italia, in Svizzera ogni cantone gode di una particolare autonomia. Pensate che ogni cantone ha le proprie leggi, il proprio Parlamento e quindi anche il proprio governo. Quindi ad esempio se nel canton Grissino, che ho appena inventato, viene approvata una legge che consente di fumare marijuana o comunque smerciare stupefacenti, solo in quel cantone lì si potrà fare quella determinata cosa, non vale per tutta la Svizzera. Detto questo, il Canton Ticino ha un'altra speciale peculiarità. Si trova al confine con l'Italia e quindi viene definito da molti la Svizzera italiana. Pensate che il primo articolo della Costituzione ticinese, quindi ogni cantone ha una propria Costituzione, dice che il Canton Ticino è una repubblica democratica di cultura italiana e anche di lingua italiana. Quindi questo vi fa ben capire quanto sia radicata nella cultura ticinese l'Italia, in sostanza. Uno dei motivi per cui questo territorio è spesso al centro dell'attenzione mediatica in Italia è che molti italiani che abitano al confine con la Svizzera vanno a lavorare in Svizzera. E se ci pensate non è così strano perché se abito sul confine devo fare pochissimi chilometri per arrivare di là. Il punto è che in Svizzera i salari sono molto alti rispetto all'Italia. E per quale motivo i salari sono così alti? Per il semplice motivo che il costo della vita in Svizzera è molto maggiore rispetto a quello dell'Italia. Infatti un conto è guadagnare 2.000 euro al mese in uno stato dove il pane si paga 50 euro al chilo. Un conto è guadagnarne 2.000 al mese in uno stato dove si pagano 5 euro al chilo per il pane. Ovviamente essendo celiaco non so quanto costa il pane, quindi... già. Quindi cosa fanno molti italiani, che sono furbi? Abitano vicino al confine, quindi hanno il costo della vita italiano, però lavorano in Svizzera, quindi hanno stipendi molto alti svizzeri. Capite bene che questo genere di situazione non è esattamente ben vista dai ticinesi. Questo perché se un ticinese prende 2.000 euro al mese non arriva a fine mese, se un italiano prende 2.000 euro al mese è abbastanza contento. Questo significa che un lavoratore italiano che lavora in Svizzera sta facendo un enorme danno ai ticinesi perché si accontenta di uno stipendio molto inferiore rispetto a quello che devono per forza avere i ticinesi per riuscire a campare. In poche parole, accontentandosi di meno stanno facendo un'oggettiva concorrenza sleale ai ticinesi. A fronte di questa situazione veniamo quindi alla notizia vera e propria di oggi. Il Canton Ticino infatti ha approvato una legge che alza il salario minimo dei lavoratori. Il salario minimo passa da 19,75 franchi all'ora, che era quello precedente, a 20,25 franchi svizzeri all'ora. Questo significa che la busta paga minima percepita da un ticinese o comunque da qualcuno che lavora nel Canton Ticino è di 3.200 franchi, che sono circa 2.900 euro. Avete capito bene, quasi 3.000 euro al mese non consentono a un ticinese di avere una vita dignitosa e arrivare a fine mese. Quindi potete ben capire che un italiano che guadagna 2.900 euro al mese si lecca i baffi, quindi scusate, devo andare. Scherzi a parte, introducendo un salario minimo un po' più alto, si tenta di arginare il problema in questo modo. Gli italiani disposti a essere pagati meno di 3.200 franchi non potranno più essere pagati così poco perché il salario minimo per legge è fissato a quella quota. Il vantaggio di farsi pagare di meno e quindi di fare concorrenza sleale rispetto ai ticinesi viene meno con questa legge.
E questa legge arriva esattamente dopo la diffusione dei dati di settembre 2019 su quanti italiani lavorano nel Canton Ticino. E badate bene che non è un fenomeno così ristretto, si parla di 67.900 italiani. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si parla di un aumento di quasi l'8%. È pazzesco. A margine di questa notizia, permettetemi di fare un piccolo commento. Per quanto mi riguarda, la situazione che si è venuta a creare in questo momento è assolutamente sbagliata. Capiamoci bene, finché è legale fare questo genere di cose, capisco perfettamente chi opera questa scelta. Al loro posto probabilmente lo faremmo tutti. Questo però non significa che questa pratica sia corretta. E voglio farvi notare che anche in questo caso la discrepanza tra quello che dice la legge e quello che è giusto è abbastanza ampia. Il punto fondamentale da capire è che anche noi italiani siamo vittima di questo fenomeno di concorrenza sleale. Basti pensare al bassissimo costo dei prodotti made in China. È possibile tenere il costo così basso perché i lavoratori lì vengono pagati molto poco. E la domanda è: che cosa comporta questo genere di concorrenza sleale? La risposta è altra concorrenza sleale. Infatti purtroppo questo è un circolo vizioso. Se un'azienda italiana non riesce a sopportare i costi di produzione di oggetti che in Cina vengono prodotti a costi molto minori, trasferirà la propria azienda in Cina e produrrà a costi minori anche lei. Molte aziende quindi hanno usato la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, e come biasimarle. Questo però costituisce un gravissimo danno per i lavoratori italiani. Molti infatti hanno perso il lavoro per la delocalizzazione delle imprese all'estero. Ed è un circolo vizioso. Chi si comporta male spinge altre persone a comportarsi male. E in questo modo tutti siamo vittime di questo comportamento. E capite bene che sarebbe meglio evitare questo genere di comportamento perché genera dell'odio tra le persone. Non è assolutamente un mistero che i ticinesi non vedano di buon occhio gli italiani che lavorano al di là del confine. Avevo detto che non mi sarei cimentato in discussioni sociopolitiche, quindi finiamo qui il video. Se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.